C'è un forte rilancio del turismo religioso, più che mai in Veneto, storicamente una terra di intensa devozione. A questo pubblico si rivolge Cammini della Fede in Veneto, 4 itinerari che testimoniano la tradizione religiosa delle comunità locali. C'è la grande erogazione sull'altopiano di Asiago, la Via dei Papi che si snoda attraverso la provincia di Belluno, mentre il Cammino di Sant'Antonio ripercorre le tracce del santo nell'Alta Padovana e infine gli itinerari della fede in Valpolicella nel Veronese. Il racconto di questi percorsi di fede è diventato anche una mostra itinerante, visibile fino al 27 luglio a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, e poi a Sedico in provincia di Belluno dall'1 al 31 agosto e ad Asiago, Vicenza, dal 5 al 28 settembre.